Ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia. Iniziamo con la tragedia a Palermo, dove un operaio di una ditta che svolge manutenzione per un istituto di credito è morto cadendo dal secondo piano in una delle sedi della banca tra via Mariano Stabile e via Ruggero VII. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia. I carabinieri della stazione di Siracusa Ortigia hanno arrestato su ordine dell'autorità giudiziaria un pregiudicato di 50 anni. L'uomo nel 2018 si era reso responsabile di maltrattamenti in famiglia e stalking nei confronti dell'ex moglie. La pattuglia lo ha rintracciato e portato al carcere Cavadonna a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento definitivo. Finisce così l'incubo per la donna, l'ennesima vittima di episodi del genere. Tabaccherie, farmacie e stazioni di servizio dei comuni della fascia ionica tra Mascali e Fiumefreddo. Si interrompe la scia di rapine messe a segno da Andrea Fazio, indagato dai carabinieri. Le indagini sono state aiutate dalle immagini di videosorveglianza delle attività commerciali. A seguito di un servizio perlustrativo per la prevenzione di reati contro il patrimonio, i carabinieri hanno notato in via Vaiasindi a Catania un'autovettura che procedeva in modo pericoloso. All'Alt dei militari, 2 fratelli sono stati trovati in possesso di droghe e contanti provento dell'attività di spaccio. Sono stati così arrestati. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.